Quando penso alla cultura hip hop, rap o rap, penso, ragionando in termini di isolanità e sardità, a Iglesias come uno dei poli di sviluppo, di motore e di ricerca principali. Non posso non pensare, se ragioniamo sul rap o rap isolano, a Isarrazza, ad esempio, a come siano stati un fulcro, un nodo di rete che poi ha mosso a sua volta ricerche e traiettorie varie di genere. Penso ad esempio, nell'ambito di tutta quella che è stata la moltitudine creativa dei Sarrazza, a Kilo, penso a Surais, che sono forse i due padri costituenti di quello che sono stati i Sarrazza, e poi penso a Micio P, a Ruido Zero Cloni, e penso anche a quello che dopo si è generato a partire dalla scuola Sarrazza. Penso ad esperienze come quella di Tess, penso a tutto quello che è stato l'underground, ed è l'underground solution di postazione di base iglesiente, penso ad Alessio Zara che con Surais ha interagito, penso a Tess che anche lui muove dal progetto Underground Solution, che muove dall'interazione con Surais. Insomma, quello che è stato Iglesias e sono stati i Sarrazza è stato un motore propulsivo, una moltitudine creativa che poi ha preso una serie di percorsi vari e che ha anche esportato al di fuori dell'isola un modello di cultura hip hop in limba con tutte le sue specificità identitarie. Tutto questo a partire da un territorio che negli anni 90 era in forte crisi economica e industriale, crisi economica ed industriale ad oggi lungi dall'essere risolta, che però potrebbe tradursi in industria artistica e culturale. Il modello Sarrazza insegna, a distanza di quasi 30 anni di evoluzione, di percorso di ricerca, questo, che con la cultura e con l'arte locale si può essere cittadini del mondo e si può essere artisti del mondo e nel mondo.